la gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Che legge fa, portami lontano da questa rumorosa città, guidami tu, vengo con te dove vuoi, sul lago di Garda, sui mari italiani più a sud, chi ci vedrà probabilmente dirà, da un altro matto, e dopo sorriderà, si alza il petto e mi portava che via, la monte la vela, le scarpe giuste, il trapezzo alla deriva, mi mangio una mela, la strada sale sul promontorio, con l'improvviso, ma quante vele laggiù. Windsor, e legge fa, portami lontano da questa nervosa realtà, guidami tu, vengo con te dove vuoi, sui mari hawaiani, in Cina, in Sardegna, in Perù, un aeroplano ci sorvolerà e il capitano son certo sorriderà, ecco che arriva una raffica di vento, si vede dall'acqua, questo è il momento che ti perdo, me lo sento, la vela spatacchia, sono aquilone alla rovescia, onde ci pieghi, ma poi riprendi. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buon lavoro, buon lunedì e buonasera anche a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1242 di oggi, lunedì 27 luglio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 0292947222 per il telefono quando ve lo dirò io. Il pezzo con cui abbiamo cominciato è Windsurf del 1982 di Lucio Battisti, dall'album Già, che fu la rinascita dopo il lungo sodalizio con Mogol. È un album di transizione, lo sapete, non è ancora il momento dei dischi bianchi con Pasquale Panella, comunque grandissimo disco anche questo, come tutta la produzione di Lucio Battisti, Sava Sandir. Molto bene, allora si sono fatte le 18, 22 minuti e 20 secondi, a questo punto andiamo con il Qui Parlamento con Simonetta Matone, vai pure Natalia. Qui Parlamento. Ascoltiamo. Buongiorno a tutti, signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Anche quest'anno, come avviene dal 2017, l'autorizzazione che concerne l'invio di nuove missioni internazionali e la proroga degli interventi già in atto delle nostre forze armate non avviene più mediante il varo e la conversione di un decreto legge, ma attraverso l'adozione da parte del Governo di una deliberazione annuale che viene sottoposta al Parlamento.
Gli interventi nuovi sono 3. Il primo consiste nell'invio di un dispositivo in Iraq e in Medio Oriente, composto da personale del corpo militare volontario e del corpo infermieristico volontario della Croce Rossa. Il secondo riguarda l'invio nel Corno d'Africa di un altro contingente, sempre di uomini e donne della Croce Rossa, che daranno vita alla missione bilaterale Somalia, e la connotazione eminentemente umanitaria di questi due impegni appare ictu oculi e fuori questione. Quindi siamo di fronte ad un'espressione alta di politica estera orientata alla pace e al soccorso delle popolazioni che vivono situazioni di difficoltà. Il terzo intervento invece è quello affidato ad un distaccamento della Guardia di Finanza composto da un numero massimo di 22 effettivi, inviato in Tunisia per fornire assistenza, consulenza, supporto tecnico e addestramento in favore della Garde Nationale Maritime tramite la costituzione di un nucleo di supporto con basi a Tunisi e a Sfax e con l'obiettivo di contrastare i flussi migratori illegali diretti verso l'Italia. Questo perché questo è un obiettivo al quale noi teniamo tantissimo, perché la guerra contro i trafficanti di esseri umani si fa così, non aprendo le porte ad una immigrazione incontrollata, ad una immigrazione illegale perché contra legem, ma attraverso progetti seri, progetti di cooperazione, progetti di collaborazione. La Lega Salvini Premier ritiene ampiamente condivisibile sia il sostegno alla costruzione della pace nel cosiddetto Mediterraneo allargato, quanto le iniziative come queste volte a prevenire l'attivazione di flussi migratori illegali diretti verso le coste italiane ed avranno sempre questo tipo di missioni il sostegno del partito. La deliberazione governativa sulla quale ci dovremo esprimere concerne anche la proroga delle missioni che abbiamo ereditato dal passato. Si tratta di un impegno significativo anche se in calo e riguardano una media che va tra 7.500 effettivi ed un massimo di 11.600. Anche in questo caso i teatri coinvolti sono diversi, la presenza italiana è orientata alla stabilizzazione e alla protezione della pace anche in contesti ancora fragili come i Balcani in Europa e un Libano in Medio Oriente. Il governo peraltro ha confermato il suo impegno nella lotta al terrorismo di matrice islamica che ha tuttora nel Daesh, il cosiddetto Stato islamico, una punta di diamante, una fonte purtroppo di emulazione delle comunità immigrate sparse per l'Europa, come anche gli ultimi drammaticissimi episodi di questi giorni dimostrano, purtroppo sensibili al richiamo delle sirene jihadiste. Noi contribuiamo alla rassicurazione dei nostri alleati che si trovano alle frontiere dell'Unione Europea e della NATO e a disposizione di quest'ultima in particolare stiamo predisponendo un pacchetto predefinito di forze utilizzabili, ma sempre solo attraverso un passaggio parlamentare, qualora si verifichino delle emergenze improvvise ma che riguardino la sicurezza di tutti. L'idea di fondo è sempre quella di proteggere la pace, prevenendo il deterioramento delle crisi in atto, nella forte speranza che i processi di stabilizzazione, anche grazie al nostro supporto, possano consolidarsi, progredire e rendere inutile finalmente il ricorso a questi strumenti, come per esempio sta accadendo presso i nostri distaccamenti in Bosnia Erzegovina, dove dopo tanti anni la presenza militare italiana e la presenza militare occidentale si è risolta a livelli meramente
simbolici. La deliberazione che noi voteremo ha anche una componente di cooperazione allo sviluppo che viene sempre trascurata purtroppo nel dibattito politico e che invece meriterebbe una considerazione più ampia, perché non c'è pace senza ricostruzione, senza riattivazione delle produzioni, senza la riattivazione del commercio, senza un avviarsi verso un iter democratico. Qui vorrei ricordare i 235 milioni stanziati per le attività di sminamento umanitario e lo sminamento è fondamentale per restituire libertà di movimento a chi l'ha persa. Sono importanti anche gli stanziamenti a favore della rete diplomatica e consolare, che è spesso chiamata ad intervenire in via emergenziale in territori non privi di rischi, a protezione dei nostri cittadini in difficoltà, e sono risorse ben spese perché sono risorse per la nostra sicurezza. Ovviamente la persistente necessità che richiede lo schieramento di soldati all'estero ci ricorda la circostanza ineludibile di attraversare un periodo storico contrassegnato da conflitti e contrapposizioni e che speriamo fortemente ceda il passo ad una distinzione generalizzata, ma al tempo stesso ci tengo a sottolineare che almeno per la parte che in questo momento io rappresento, mai soldati italiani verranno mandati a combattere. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, su queste basi noi esprimiamo oggi al Governo, ai nostri soldati e ai nostri diplomatici soprattutto, la gratitudine di noi tutti per l'impegno che hanno profuso nel cercare di gestire conflitti, nel cercare di gestire situazioni pericolose, proponendo ovunque il ritorno alla diplomazia, definita in quest'Aula l'unica via da percorrere per far cessare i conflitti che purtroppo che ci attraversano. Non ce ne sono altre al di là di questa, ripeto, unica via, e siamo ancora tutti una volta chiamati a testimoniare la necessità della pace. Grazie per l'attenzione. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata, e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68
40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più, perché non torni qui vicino a me. E le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te, ma gli altri vivono, parlano, amano, e la chiamano estate, questa estate senza. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più, perché non torni qui vicino a me. E le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te, ma gli altri vivono, parlano, amano, la chiamano estate, questa estate senza te, e la chiamano estate, questa estate senza te. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, era il 1982, questo era Franco Califano con E la chiamano estate. Io sono sempre Antonino Danna, alle 18:35 minuti e 56 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, sempre pronti per questa puntata numero 1242 di Zoom. E adesso la chiamano estate già, ed estate, com'è cambiata l'estate per tutti noi? Beh, oggi l'estate è più che altro un tempo di esaurimento nervoso, c'è sempre da fare, c'è sempre da correre, c'è sempre qualcosa da, qualche attività. E invece cosa si è perso? Si è perso l'ozium, la capacità di rigenerarsi, di rinascere, di ricostruirsi, di divertirsi, proprio nel latino devertere, cioè spostare l'attenzione dalle cose di tutti i giorni alle cose, diciamo così, più impellenti, diciamo così, meno impellenti, le cose più dello spirito, dell'anima e non solo. E allora io ne ho parlato col sociologo Francesco Pira, che ci racconta come siamo cambiati. Vai pure Natalia, grazie. E allora, questa sera il nostro primo ospite è un gradito ritorno, il professor Francesco Pira, sociologo, scrittore e saggista. E lui è in forze all'Università di Messina. Allora, caro professore, intanto ben trovato, bentornato. Stasera parliamo di quest'estate nella quale mi pare che si sia perso completamente il concetto di dolce far niente, che non è
per usare un termine un po' banale, stare a grattarsi la pancia, ma è in realtà l'ozium latino, che era una volta coltivarsi, leggere, avere una passione, eccetera, eccetera. Oggi la cosa più drammatica che io riscontro nelle persone è il fatto di esibire la propria vacanza, che essa sia instagrammabile, quando io invece, per citare Giorgio Gaber, io se fossi Dio mi ritirerei in campagna come ho fatto io. Perché per esempio una delle cose che sono sparite e che nel nostro sud c'erano era la villeggiatura in campagna. Sì. Questa è sparita completamente, non c'è più questa idea di un posto ameno, di un posto nel quale tu stai per i fatti tuoi e ti isoli per un po' e ti scarichi e pensi ad altro. Ecco, il divertimento nel senso di divertere, cioè spostare l'attenzione da una cosa all'altra. E il bello è che si andava nelle case di campagna che spesso erano a 4-5 chilometri dal paese, non è che stiamo parlando di che cosa, però ti spostavi, andavi altrove e quella era già vacanza ed era già riposo. Tutto questo è sparito. Professore, ma che sta succedendo? È intanto un po' difficile, diciamo, ancora grazie per l'invito. È un po' Figuriamoci, ben difficile trovato. perché le vacanze ora le decide l'algoritmo. Io ho scritto su questo una delle mie rubriche, perché non andiamo più nemmeno quando dobbiamo partire per un viaggio nella nostra agenzia di fiducia, che ha già i suoi pacchetti preparati. No, noi adesso dobbiamo affidarci all'algoritmo, lo facciamo attraverso lo smartphone che ci propone il luogo giusto, un luogo che può essere vicino o lontano da casa, però il dato inequivocabile è che il 79% dei millennials e della generazione Z dichiara di affidarsi ai social network per individuare luoghi e tragitti. L'82% è addirittura pronto a qualsiasi avventura in qualunque parte del mondo, pur di riuscire ad avere materiale da pubblicare sui profili social. Quindi la vacanza fai da te, la vacanza legata alla curiosità, la vacanza legata alla creatività, la vacanza legata a quello che abbiamo studiato nei libri di storia, ormai è una chimera, perché le statistiche ci dicono che il banco è saltato, quindi intelligenza artificiale, social selling decidono che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare in vacanza, come lo dobbiamo fare. Diciamo che stiamo vivendo a tutti gli effetti la trendification del viaggio, cioè il nuovo tour operator è il nostro algoritmo. Il 35% dei viaggiatori ha come punto di riferimento piattaforme social che ti fanno pianificare le vacanze, con una crescita del 13% anno dopo anno. Quindi la domanda e l'offerta è sicuramente condizionata dall'algoritmo, da quello che noi postiamo e vediamo su Instagram, e la parola travel è associata a oltre 700 milioni di post e il 76% degli utenti che consuma contenuti di viaggio dice di aver trovato ispirazione proprio dalle piattaforme social. Quindi anche questo ci fa capire che non è più dove andiamo, cosa facciamo, come ci muoviamo, ma dobbiamo andare in un determinato posto per poi riuscire ad essere visibili sui social, riuscire a vetrinizzare tutto quello che facciamo, quello che mangiamo, dove facciamo il bagno, e deve essere un luogo talmente nel trend e talmente nelle conoscenze di tutti che poi aumenta anche la nostra visibilità. Quanto al discorso dell'andare nel luogo di campagna, io penso che le vecchie generazioni, diciamo i nonni, quelli della mia generazione ancora fanno questo rito, soprattutto al sud, che era una cosa anche abbastanza comica, perché tu sostanzialmente ti spostavi di 5-6 chilometri, Esatto. però ti portavi tutta la roba dalla città alla campagna per fare... Oggi diciamo che le città si sono allargate, allungate, e quindi quelle che prima, la campagna che prima era a 10-15 km, adesso è a 3-4 km, per cui diventa anche abbastanza
anche abbastanza imbarazzante. Cosa diversa se tu hai la casa in montagna o se hai la casa al mare, e quindi c'è già una motivazione diversa. Però anche lì credo che si sia ridotto notevolmente. Io devo dire che quest'anno ho la sensazione che anche al sud siano tornate pochissime persone, anche diciamo coloro che sono emigrati tanti anni fa e che erano soliti tornare d'estate per un fatto economico, per un fatto di costi della benzina e del gasolio, per un fatto di aumento quindi anche di tutte le tariffe. Sono venute pochissime persone. Sicuramente luglio non è andato bene, vedremo cosa succederà ad agosto. Ecco, io vorrei dire una cosa, anzi, ne do queste due provocazioni, diciamo così. La prima, intanto stavo pensando a Vibo Valencia c'è l'agenzia Capocasale, esiste tuttora, che fa viaggiare da generazioni. Negli anni 80-90 c'era questo bellissimo scaffale in fondo all'agenzia. Tu entravi e c'era il banco per fare i biglietti delle ferrovie dello Stato, poi c'erano gli aerei e poi in fondo c'era questo bellissimo scaffale pieno zeppo di dépliant delle varie Valtour e così via, ed erano tra l'altro dei tomi abbastanza spessi, parliamo di qualche centinaio di pagine, e c'era solo da sognare, cioè nei miei occhi di bambino c'era solo da sognare. Uno apriva, vedeva tutti questi paesaggi esotici, Bahamas, Maldive, eccetera, eccetera, però non c'era nessun algoritmo che ti diceva la maggioranza sceglie questo. Era, se vogliamo, anche una scoperta, il viaggio come scoperta, il viaggio come esperienza. Oggi invece, e questa è l'altra cosa che mi permetto di sottolineare, lo leggevo proprio ieri sulla Tribuna di Treviso, c'è questo problema adesso delle code alle Tre Cime di Lavaredo sulle Dolomiti. E io leggevo l'intervista a una guida alpina che addirittura spiegava, dice, tanta gente viene qua e mi dice ma dove siamo? Perché non hanno assolutamente idea, a loro non gliene frega assolutamente niente di essere alle Tre Cime di Lavaredo oppure di essere alla necropoli a Pantalica a Siracusa o essere, che cavolo ne so, a Pompei nel lupanare o all'anfiteatro dove i Pink Floyd hanno registrato Medal nel 71, live a Pompei. No, niente di tutto questo. L'importante è che ci sia io con la mia bella faccia di mulo, diciamo così, con dietro sullo sfondo, guardate, ero alle Dolomiti, guardate, ero a Pompei. Primo, chi se ne frega. Secondo, a te che cosa ha dato tutto questo? Niente, sei solo io. Chi se ne frega di io? Ma il problema, per esempio, basta vedere anche come vengono utilizzate le cosiddette gite di istruzione, no? Di distruzione, mi sa. Che vengono fatte proprio nel periodo anche pre-estivo, sì. In primavera avanzata. Quelle gite lì ormai non hanno più senso, secondo me, se concepite come sono concepite ora, perché è un selfie continuo. Cioè non è importante andare a vedere il Colosseo, l'importante è farsi il selfie davanti al Colosseo, poi magari nemmeno riesci a capire qual è la storia, non la studi, non te ne frega nulla, perché tanto poi chiedi a ChatGPT che cos'è il Colosseo e te lo dice, in quel momento hai risolto il problema della prima informazione. Ecco, torniamo un po' al ragionamento di prima, cioè non c'è più curiosità, non c'è più creatività, ma anche questo fatto che anche nei luoghi di vacanza, io lo vedo, mi è capitato, per esempio, sono stato per lavoro la settimana scorsa a Bilbao, in Spagna, che è una città molto turistica, dove tra l'altro c'è questo Guggenheim, che è una cosa fantastica. Vedevo le persone, per esempio, al ristorante, nei bar, non si parlano, sono tutte concentrate sugli smartphone. E anche quando, per esempio, visitano il Guggenheim, tu non vedi più persone che fotografano il luogo o che fotografano le opere, tu vedi persone che, come dicevamo prima, mettono il loro corpo, la loro faccia, la loro, cioè fanno diventare questa installazione
una cosa identitaria perché io vengo prima degli altri, cioè io devo far vedere agli altri che sono in un determinato posto. Quindi credo che è cambiato completamente anche il modo di pensare e di fruire della vacanza. Sì, appunto, però voglio dire, il viaggio da sempre, e questo lo diciamo, persino la famosa Odissea, no? Che ora sta tanto facendo discutere nei cinema. Io sono andato a vederla, a me il film è piaciuto, diciamolo chiaramente, perché gli elementi del capolavoro omerico ci sono tutti. Poi, se vogliamo fare la discussione su woke, non woke, allora è una cacata, ma se parliamo dello spirito del romanzo, cioè il tema del nostos, ovvero sia il ritorno, Ulisse come uomo moderno, Poliutropos dal multiforme ingegno, l'idea comunque di questo rispetto della legge dell'ospitalità verso gli stranieri, e poi il monito finale quando dice l'unica cosa che sopravviverà sarà quello che sarà stato scritto con i canti, e poi però noi dimenticheremo ciò che è stato e ricommetteremo i nostri errori, che se volete è una predica al mondo moderno che non impara dai suoi errori. Ecco, cioè qui non c'è assolutamente l'idea di un viaggio come qualcosa che ti permette di maturare o che aggiunge qualcosa a te, ma è soltanto un'esibizione, e questa è la cosa più drammatica. Ma infatti credo che è il viaggio di Ulisse che a noi, per come siamo cresciuti, per come siamo stati educati, per come anche i nostri genitori ci hanno spiegato, no? Io ricordo che il momento delle ferie era il momento in cui tu andavi a scoprire posti nuovi, andavi a scoprire nuove identità, nuove realtà. Quindi è stata proprio l'idea del viaggio di Ulisse a muovere, secondo me, tante donne e tanti uomini. Oggi un po' questa idea, ti ho interrotto perché ieri mi ha colpito, a proposito di cinema, mi ha colpito la dichiarazione di una delle attrici che hanno interpretato la Bond Girl, però non ricordo il nome dell'attrice, che a un certo punto ha detto ma bisogna ripensare al fatto che James Bond non può essere il donnaiolo che ha delle storie liquide costantemente. James Bond deve avere una storia fissa e soprattutto, insomma, deve essere monogamo, perché dobbiamo anche far passare il messaggio che anche un eroe come lui deve essere corretto e fedele. Ecco, questa cosa, questa idea del politically correct in una narrazione che è completamente diversa, perché nella narrazione di James Bond è insito il fatto che lui doveva conquistare e poi che la fine di questa conquista si esauriva con la fine dell'episodio o con la fine del libro. Certo. No, invece questa cosa non è stata oggi completamente disattesa, cioè oggi c'è l'appello delle Bond Girl, che si chiamavano Bond Girl per questo motivo, c'è l'appello delle Bond Girl che dicono no, deve essere monogamo. E quindi anche questa cosa, secondo me, ci fa capire che bisogna vedere fino a che punto noi realmente pensiamo le cose perché è quello che riteniamo giusto, per cui stiamo parlando comunque di un personaggio che ha sempre esercitato un fascino incredibile perché era al di sopra, era fuori da qualunque tipo di narrazione completa ai nostri di quest'opera. Esattamente, anche perché, voglio dire, un'opera è figlia del suo tempo, se no che senso ha? Cioè, cosa dovremmo fare allora? Rivedere la Divina Commedia, rivedere questa cosa di adattare le opere ai tempi? Non funziona così. Ogni opera è tale perché è figlia del suo tempo. Se io ho scattato una foto nel 1974 e la gente ha i pantaloni a zampa... Ieri sera questa, però poi a un certo punto ho mollato perché ero molto stanco. Ho visto la prima parte di questa celebrazione della Juventus, no? Sì. Che faceva vedere, no? Giusto per venire dietro al ragionamento ieri e oggi, che faceva vedere un calcio talmente pulito, talmente fatto da bravi ragazzi, come lo chiamava il mio amico Bruno Pizzul,
in questo speciale si è sentita tantissimo la sua voce e io ho sentito anche tanto la sua mancanza, quel calcio pane e salame che oggi è lontano anni luce da quello che noi stiamo vedendo ed è il motivo vero per cui la nazionale è in crisi. Cioè oggi noi stiamo ragionando che prendiamo o non prendiamo un allenatore non per le sue qualità, non per il suo curriculum, ma perché lui ha fatto uno spot che è fatto da una società russa e quindi questa società russa, siccome la Russia è in guerra con l'Ucraina, allora lui non va più bene come allenatore. Ecco, anche Pirlo, insomma, ha fatto un post sui social dicendo: ma io non è che la mia identità nazionale, il mio attaccamento alla maglia la dimostro con tutto quello che ho fatto perché ho firmato un contratto di sponsorizzazione. Quindi secondo me ci stiamo orientando e siamo sempre in quel flusso lì, no? Come James Bond, come l'allenatore di calcio, come le vacanze. Noi ci stiamo orientando a esattamente come fanno i social network, a restituire quello che piace, non a restituire quello che vogliamo. E quindi il rischio che corriamo, che è un rischio grandissimo, soprattutto che corrono le nuove generazioni, è il rischio di diventare prodotti di un unico catalogo. No, infatti se andiamo a vedere, i calciatori sono tutti tatuati, tutti con la cresta, tutti strafighi, tutti con le belle macchine, tutti con le belle donne. Cioè non importa più quasi cioè non importa più se sanno fare il passaggio, se sanno fare. Conta invece quello che fanno fuori dal campo, che era esattamente tutto quello che invece non si fa. Ecco, è come se fosse finita un'era dove contava la sostanza, no? In questo speciale c'è un'intervista straordinaria di Biagi all'avvocato e l'avvocato gli dice, cioè Biagi dice all'avvocato: guardi, ho saputo che Tommaso Buscetta tifa la Juventus. Vai con la risposta che è geniale. La risposta geniale, veramente geniale, che solo un genio come l'avvocato Agnelli poteva dare. Ha detto: è l'unica cosa di cui non si potrà pentire nella vita. Cioè, dico, chi avrebbe avuto questa presenza di spirito anche nell'attuale, diciamo, panorama degli opinion leader, di dare una risposta così secca, così ironica, ma così efficace? Penso pochissime persone, e questa cosa è una cosa che veramente mi fa capire la differenza tra ieri e oggi. Non lo dico con un piglio nostalgico, lo dico con la consapevolezza di chi crede che stiamo trasmettendo pochi valori veri alle nuove generazioni. Stiamo perdendo la grandissima occasione di creare memoria, di lasciare memoria, però allo stesso tempo di gestirla questa memoria, cioè di farla diventare qualcosa che ci proietta nel futuro con consapevolezza. Invece stiamo completamente perdendo i pezzi, e come dice un grande scienziato, un grande studioso di questi tempi, il filosofo Luciano Floridi, veramente rischiamo tutti di diventare prodotti di un unico catalogo, e questo secondo me per le nuove generazioni è la sfida più interessante, perché anche il fatto che venga abolita la coscienza critica anche su dove devi andare in vacanza, anche su come trascorri l'estate, perché uno dei temi veri dell'estate dei nostri ragazzi è che anche quando hanno il tempo libero, noi avevamo la gioia del tempo libero, avevamo la gioia del non fare niente, cioè di andartene al mare, metterti lì e passare le ore a guardarti negli occhi, a raccontarti le cretinate, a giocare a carte. Oggi questi ragazzi non hanno più tempo, perché il loro tempo è scandito dallo smartphone che regola completamente attraverso l'algoritmo le loro vite. E secondo me dovremmo invece noi adulti insegnare loro che il nostro tempo è prezioso e che questo tempo lo dobbiamo vivere, e anche quello che è un tempo libero dobbiamo liberarlo da chi ce lo vuole occupare. Ecco, questo è secondo me il messaggio forte che dovremmo riuscire a far passare. Esatto, esattamente. Una cosa che vorrei capire, ecco,
Ma diciamo così, a che servono le vacanze allora? Cos'è la vacanza? Perché non riusciamo più a renderci conto che cosa significhi andare in vacanza. Andare in vacanza significa, secondo me, per le nuove generazioni, documentare quello che si fa non come consuetudine. Cioè, ma è proprio una rendicontazione social di quelle che sono le nostre esigenze di trasmissione del dato vacanza, che è cosa diversa dall'idea di spegnere completamente. Oggi chiunque di noi ha una vita, diciamo, che in qualche modo e quindi è costretta ad interagire con gli altri, e penso che ci siano pochissime persone, pochissimi mestieri o professioni che ti permettono di non interagire con gli altri. Oggi per noi la vacanza è diventato un problema, perché noi, e lo dico a me stesso, non riusciamo, anche se andiamo in vacanza dall'altra parte del mondo, a spegnere il telefono, perché il telefono non è più il telefono. Il telefono è la mail, è il social network, è le applicazioni, cioè ognuno di noi ha 100, 200 applicazioni sul telefono che ti forniscono servizi, che ti danno possibilità. Cioè oggi lo smartphone è la nostra vita. Oggi la cosa incredibile è vedere, io sono rimasto impressionato, in un ristorante a vedere una famiglia dove c'era papà, mamma e 4 figli, che sono arrivati, questi 4 bambini che partivano da 5 anni e arrivavano a 11 anni, tutti, ognuno con il proprio tablet per accompagnare il momento del pasto. Che il momento del pasto aveva nella nostra idea una sacralità incredibile. Cioè, figuriamoci che oggi vanno ognuno con il proprio tablet ad andare a rappresentare quel momento che era un momento appunto sacro. Ecco, quindi credo che non c'è più differenza tra vacanza e non vacanza nel fatto che non esiste più il tempo libero, perché noi non riusciamo a liberarlo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Esatto, esattamente. E l'altra cosa che mi lascia un po' così è questo, diciamo, non esiste, ecco, si discuteva per esempio delle cartoline. Tu tornavi dopo una ventina di giorni, in pieno settembre o in pieno ottobre, arrivava una cartolina. Magari passavano degli anni, poi un giorno d'inverno la trovavi, e però automaticamente sapeva di mare, ti dava il profumo del mare. Tutto questo non esiste più, esiste solo, devo fare la fotografia, la mando, così tutti vedono, oppure lo metto su Instagram, una delle tante foto che ci sono, che andranno perdute, perché il telefono può cadere, si può rompere, perché molto semplicemente le foto sono così tante che uno non ha manco tempo per andare a rivederle. E allora questa abbuffata di immagini elettroniche non è un modo per perdere la memoria. Cioè, tenere così tanto memoria da perderla. C'era stato tempo fa uno dei grandi dirigenti, credo di Microsoft, che disse: nonostante noi vi forniamo dei supporti, i cloud, tutto quello che volete, stampatevele le foto, perché pensate se un giorno vi si brucia tutto, voi perdete completamente tutto quelli che sono pezzi della vostra vita, no? Pensiamo per un attimo, noi abbiamo tutte archiviate le foto sul nostro computer, si brucia la memoria del computer, abbiamo perso completamente la narrazione di una vita. Cioè oggi la nostra memoria è dentro la galleria del nostro smartphone ed è su quello che noi postiamo sui social network, che
anche questo ci fa capire che la nostra memoria è una memoria pubblica e non è più una memoria privata, cioè alcuni momenti intensi, intimi nostri, non riusciamo più a registrarli perché è come se fossero inutili rispetto al fatto che non sono pubblicabili. E poi c'è un eccesso dall'altra parte, cioè persone che condividono qualunque tipo di momento e quindi questa quasi una sincronia costante con il bisogno di vetrinizzare ogni momento della nostra vita, anche le cose che sono più importanti. Oggi se una persona muore lo diciamo sui social, oggi se ci dobbiamo sposare o fare una dichiarazione di matrimonio è bene fare il video e metterlo sui social. È così, cioè i momenti importanti sono momenti che noi condividiamo con il nostro pubblico. Se non li condividiamo con il nostro pubblico, allora non contano. Tornando un attimo al discorso delle vacanze, la cosa che mi fa veramente mi fa preoccupare che, per esempio, la pausa non è diventata, cioè per esempio la pausa estiva e quindi l'esame di coscienza a cui noi siamo chiamati proprio in questo momento, cioè io in estate mi fermo e ricompongo i frammenti della mia identità. Ecco, la pausa estiva non è uno spegnimento, ma il momento in cui si può riflettere su quello che abbiamo prodotto, su quello che stiamo diventando. E il digiuno, per esempio, che noi dovremmo fare dallo smartphone, cambia significato, perché se noi per un attimo ci stacchiamo da quel catalogo, da quell'essere prodotto, allora riusciamo a liberarci, no? A liberare anche quello che c'è dentro di noi. E devo dire che proprio la prima enciclica di Papa Leone molto bella. ci dice questo, ci sono 2 pagine intense, cioè lui dice non possiamo permettere che la tecnologia domini l'umanità. E lui dice che il digiuno è il passaggio da una condizione di sudditanza in cui siamo narcisisticamente chini su uno schermo che ci svuota completamente a una di sovranità critica. E allora, se noi facciamo diventare in questa prospettiva la dimensione tecnologica cosciente e non soggetta a tutti i processi manipolativi che di fatto subiamo, allora sicuramente noi avremo dato un indirizzo di libertà. Diversamente è difficile contenere tutto quello che ci sta accadendo. Esattamente, e meglio non si poteva dire. Professore, per finire allora, un consiglio per questa vacanza, un consiglio per queste vacanze, cosa si porterebbe appresso, cosa no? Allora, io proverò a fare una provocazione. Sì. Le vacanze, come usiamo il termine latino vacuum, cioè come contenitori da riempire. In questa società, che sappiamo perfettamente che è la società in cui tutti dobbiamo essere performanti, in cui tutto è accelerato, abbiamo paura di questi momenti di vuoto, perché la grande industria dell'intrattenimento, i social media, ci hanno insegnato che ogni millisecondo di vacuum, per esempio, anche se facciamo la fila alle poste, anche se siamo in aeroporto, anche se stiamo vedendo il tramonto più bello in una spiaggia, noi lo dobbiamo tappare con uno schermo, con una foto da condividere, con un contenuto da consumare. E allora noi invece possiamo assegnarci un compito diverso nella realtà, cioè possiamo imparare di nuovo ad abitare il vuoto, senza riempirlo. E quindi la vera sfida per la nostra esistenza nell'era digitale è avere il coraggio di staccare la spina, di tollerare la noia, che è una cosa autorizzata, non è una cosa illegale. Infatti. E quindi lasciare che questo vacuum delle vacanze sia riempito non dai pixel, ma da esperienze che possono essere sguardi, silenzi condivisi,
pensare che siamo persone e che la vita vera ci può accadere indipendentemente da quello che noi possiamo dire davanti a uno schermo. Ecco, io penso ai milioni di telespettatori di Temptation Island che vivono quel momento in cui vengono santificate le corna. Ecco, anche questo è un modo per riempire gli spazi, ma l'idea valoriale di fondo qual è e quale rimane? Esatto. Esattamente, l'idea di fondo quale rimane? È che probabilmente non c'è più alcuna idea, questo è il dramma. No, ma probabilmente dobbiamo essere noi che dobbiamo riformare, dobbiamo provarci a dare degli elementi di riflessione. Io non mi stancherò di farlo perché questo è il mio compito, poi ognuno può decidere di vivere i suoi spazi vuoti come preferisce, però secondo me andrebbero anche riempiti di valori, andrebbero riempiti di curiosità, andrebbero riempiti di creatività, andrebbero riempiti di vero, non di verosimile. Esatto, esattamente. Di vero e non di verosimile. Grazie professore, buone vacanze. Grazie a voi, allora. buone vacanze anche a voi. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:11 minuti, anzi quasi 12 minuti in questo momento. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Juan Manuel Serrat con Cantares 1969, significa che adesso abbiamo Carla De Bernardi. Chiudiamo con le agenzie. Giorgetti, sconto solo sul diesel, meno 17 centesimi al litro fino al 6 di agosto. Gli assalti, Meloni in Val di Susa, violenza organizzata, no TAV, siamo tutti responsabili. Sempre dall'ANSA, Pirlo non sarà CT, a Bodi recuperare la brutta figura, ma la Go dipende chi l'ha fatta. E poi chiudiamo con l'omicidio, difende l'amico rapinato, viene aggredito, muore dopo 8 giorni. L'esposto della CGIL, danno all'erario per il ponte, ogni euro per il progetto è tolto al sud, Ciucci, massimo rispetto delle norme e della tutela del denaro pubblico. I lavori, stop dei treni a Firenze, l'Italia è nuovamente divisa in due. Posizionato nella notte il cavalcaferrovia a Firenze, interruzione fino alle 11 del 30 luglio, come da programma. Con questo noi abbiamo finito, adesso Carla De Bernardi e poi ci salutiamo con Jost Klein, Summer Vibes 2019. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. Appuntamento domani 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Non perdete alle 20 guest star con Alessandro Morelli e stasera il senatore Claudio Borghi Aquilini. Buon ascolto, buon lavoro ad Alessandro e che dire di più che the best is yet to come. È alle 21 guest star, scusate, alle 21, mi raccomando. Non dimenticate, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Guest star alle 21, Alessandro Morelli, Claudio Borghi Aquilini. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Aspetta. E allora la nostra cara Carla De Bernardi anche questa sera è con noi per questa ennesima puntata che ci racconta il cammino di Assisi. Eccoci qua, abbiamo già un po' di foto che per adesso vi facciamo vedere come galleria e poi naturalmente Carla ci racconterà tutto il resto. Allora Carla, in questo tratto dove siamo? Allora, qui siamo alle ultime tappe. Avevamo lasciato Città di Castello, ti ricordi? Sì. A Città di Castello, però non so se vi avevo detto che ci avevano alloggiato nelle tende della Croce Rossa, quel che hai visto prima. Ah, no, questo no, non ce l'avevi detto. Sì, ecco, non me l'avevo detto. Ecco la prima immagine che hai mandato, ecco qua. Vedi? Qui erano i nostri letti con la coperta e le tende erano quelle blu della Croce Rossa, la prima immagine che hai. Eccole. Perché l'ostello era pieno, non c'era modo di essere ospitati da nessuna parte a Città di Castello e di conseguenza abbiamo trovato solo questa combinazione. Faceva un freddo maledetto e in più non c'era niente da mangiare perché eravamo molto prima di Città di Castello, qualche chilometro prima, e stava venendo sera. Tra l'altro uno di noi, Giovanni, quello che fa sempre le maschere, con lo giullare, aveva un tremendo mal di denti, porra stella, e quindi ci siamo fermati qui. Non avevamo niente da mangiare, eravamo disperati, però a un certo punto è passato un operatore della Croce Rossa che era forse nel camper, anzi siamo andati noi nel camper a cercare se c'era qualcuno, abbiamo trovato questo qua che è stato molto gentile, si è impietosito e ci ha ordinato delle pizze e quindi sono arrivate le pizze calde con la birra e ti puoi immaginare il tripudio, perché quando ti arriva una piccola cosa, cioè ricevere una pizza a domicilio, a parte che io non uso Glovo e quelle cose lì, perché non voglio che quei poveracci mi portino la roba a casa, ma in ogni caso non lo farei lo stesso, anche perché non vedo perché devo farmi portare la roba a casa, però una cosa così, tipo appunto farsi portare una pizza e una birra, che sembra una roba normale, no? Quella sera lì per noi era il prodigio, il miracolo, perché di fronte all'idea di stare al freddo,
senza niente da mangiare, stanchi morti, con pensiero di passare la notte così, in una tenda, e quando sono arrivate le pizze ti assicuro che è stato veramente un momento di grande entusiasmo. Poi Immagino. la mattina dopo siamo partiti da Città di Castello per andare a Pietralunga. Io di quella strada lì non mi ricordo granché, Sì. mi ricordo solo che era una strada, infatti in quel tratto lì mi sono messa a fare tutta una serie di riflessioni, che riporto nel mio libro, ma che è inutile che adesso io vi stia a dire, perché erano riflessioni sulla fratellanza, sulla sobrietà, sulla vita in comune, perché te l'ho già detto tante volte, quello che apprezzi nei cammini è la vita in comune, che è proprio la vita francescana, no? La vita Certo. tutti assieme. Per cui condividi la tavola, condividi la notte, condividi il risveglio, condividi la pizza, condividi la frutta, condividi il bottiglione di vino di Giovanni, eccetera. Cioè i pellegrini sono veramente una comunità, non c'è niente da spiegare, non c'è niente da dire. Quando sei un pellegrino, sei uguale agli altri pellegrini, ed è veramente una grande fratellanza e sobrietà francescana, senza lussi, senza capricci, ecco, non ti sogneresti mai di fare un capriccio. Anche se c'è anche chi fa qualche capriccetto, ti devo dire, è Sì? capitato. Mamma Sì, mia. può capitare, però non è frequente. E poi Francesco, se ti ricordi, no? Francesco praticava la perfetta letizia, l'allegria. Devo dire che quel viaggio sul cammino di Assisi è stato veramente un viaggio sempre, a parte il povero Giovanni col mal di denti, che allegro non lo era molto, ma è stato un viaggio all'insegna dell'allegria. Francesco diceva dei suoi frati: si guardino i frati dal mostrarsi tristi di fuori e rannuvolati come gli ipocriti, ma si mostrino lieti nel Signore, ilari e convenientemente graziosi. Che Questo dice meraviglia. Francesco. Non è stupendo? Sì, sì. E poi io sono anche, pur non avendolo letto tutto, lo confesso, ho letto solo alcuni brani e in generale la sua filosofia, ma uno dei miei filosofi preferiti è Spinoza, il quale anche lui dice che l'allegria è una delle caratteristiche che le persone devono essere allegre. Lui dice addirittura amare un altro consiste nel voler essere la causa della sua allegria. Pensa quanto è Cosa bello sto pensiero stupenda. di Spinoza. Davvero Tra l'altro meraviglioso. c'è un filosofo vivente, anziano, ma molto molto bravo, che spero che ci venga conservato a lungo, che si chiama Carlo Sini, di cui ho letto recentemente un libro su Spinoza. E proprio Spinoza è l'autore della gioia, dell'allegria, contrariamente ad altri tipo Schopenhauer, no? Che invece non lo sono. Spinoza è proprio un grande fautore di questo. E c'è anche un filosofo spagnolo contemporaneo, di cui mi sfugge adesso il nome, ma ho il suo libro, che è uno spinoziano di ferro, che anche lui ha scritto un bel saggio proprio su questo tema, sul vivere allegramente, dicendo che chi non è allegro, chi è depresso, chi è di cattivo umore, praticamente fa un torto a se stesso, ma anche agli altri e alla sua vita. E devo dire che io in questo condivido sia Francesco che Spinoza, che questo filosofo spagnolo di cui non mi ricordo il nome, ma è uno vivente, quindi ha scritto un libro bellissimo sulla felicità, proprio sulla felicità. E Bello. allora lasciamo Città di Castello e passiamo ad un posto che si chiamava Pieve dei Saddi, che è una contrazione di Pieve dei Santi, Sì. dove c'era un eremo che però in quel momento lì non era adibito a ostello. Adesso Pieve dei Saddi è diventato un ostello importante sulla via di Assisi. Quindi noi ci siamo passati, ma era un rudere, cioè no, un rudere proprio no, ma era una colonica diroccata. Per cui ci siamo fermati lì a fare il picnic, ma non abbiamo potuto dormire lì.
e abbiamo proseguito fino a Pietralunga. Pietralunga, che tu vedi qua, è Sì. un paese delizioso, vedi, c'è una chiesetta, la chiesetta è la chiesa è del XIII secolo, no, il palazzo è del XIII secolo, e la chiesetta è una chiesetta della coeva, molto carina. Siamo arrivati che però era chiusa. Di fronte c'era un ristorante dove abbiamo mangiato benissimo e il rifugio era minuscolo, era un rifugio del parroco adiacente alla chiesa, cioè superavi la chiesa e sulla destra c'era una porticina e c'era una stanza noi eravamo in 6 perché 2 persone erano partite, eravamo in 8 alla partenza ma eravamo diventati 6 e c'erano esattamente 6 letti e un bagnetto minuscolo. Questo era il rifugio dei pellegrini, cioè proprio dalla strada entravi in questa stanzetta, 3 letti a castello e un piccolo bagno con una doccetta. Non so se adesso è stato ampliato, è stato fatto un altro ostello, non lo so perché non ci sono più stata, ma all'epoca l'ostello dei pellegrini era proprio così, in questa piazzetta superata la chiesa e di fronte questa trattoria. Quindi è stata una serata molto bella anche quella. Dopodiché da Pietralunga, fai conto che da Città di Castello a Pietralunga, aspetta che te lo dico, 31 chilometri, non proprio pochi, da fare in un giorno. E anche da Pietralunga a Gubbio 27 chilometri, quindi sono state 2 tappe, tutte e 2 molto lunghe. Però a Pietralunga io mi ricordo che l'ultimo pezzo di Pietralunga, a un certo punto per andare a Pietralunga c'era l'ennesima salita, perché sali e scendi, non hai, se hai dei pezzi in piano, però continui a salire e a scendere. Io ero molto stanca, a un certo punto mi sono vista davanti sta salita di asfalto, mi è venuto un coccolone Niente e di meno. ho detto, vabbè, io mi fermo, passerà pure qualcuno. È passato un bolide nero strombazzando con dei giovinotti, con la musica a tutto volume, che non mi hanno filato neanche di striscio, ma poi a un certo punto ho visto un camioncino bianco uscire da un cancelletto e mi sono praticamente messa in mezzo alla strada per bloccargli la strada, lui si è fermato e mi ha portato fino a Pietralunga. Era un signore molto simpatico, si chiamava Ubaldo, e questo te lo dico perché il patrono di Gubbio si chiama Ubaldo, Sant'Ubaldo. Ah, che E bello. quindi gli ho chiesto come si chiamava, lui mi ha detto mi chiamo Ubaldo come il patrono di Gubbio e siamo stati a chiacchierare un po', mi ha portato su per questa salita e poi mi ha mollato a Pietralunga, in quella piazzetta che hai visto. Da Pietralunga a Gubbio sono altri 27 chilometri, quindi no, 27 aspetta, 27? T'ho detto 27 da Sì. Pietralunga a Gubbio? No, da Città di Castello a Pietralunga 31 e da Pietralunga a Gubbio sì, 27 chilometri. Era il giorno in cui si apriva la caccia, mi ricordo, quando siamo partiti da Pietralunga, infatti abbiamo cominciato a sentire tutti i cacciatori della zona e a metà strada ci siamo fermati in un bar e poi siamo arrivati a Gubbio, che è una città bellissima. Gubbio, sai che è detta la città di pietra? È tutta chiara, con tutte queste costruzioni, la vedi? Vedi, costruzioni Sì. medievali, proprio con i merli, le torrette, le torri. Questa poi è la Vittorina, ma ne parliamo dopo della Vittorina. Ecco, questi sono i tetti di Gubbio. Gubbio è alle falde del Monte Irpino, e quel giorno lì era, mi sembra, il 15-16 settembre, non c'erano in giro molte persone perché Gubbio è una città dove vanno molti turisti, no? È proprio un borgo medievale, proprio il borgo medievale tipico, quello che studi a scuola, quello che ti immagini quando devi pensare a una città medievale. Gubbio è tipicamente quello, poi proprio la città medievale toscana, no? Del centro Italia. C'è una bellissima terrazza che dà su una valle, è una meta veramente fantastica da andare a vedere anche senza fare i pellegrini, perché a Gubbio ci arrivi normalmente con le macchine, con i pullman. C'è questa piazza grande che c'ha appunto questo parapetto
che dà sulla valle sotto, ed è veramente molto molto bella. Quel giorno lì a Gubbio c'era l'ostensione di Sant'Ubaldo, quindi siamo arrivati in un momento assolutamente perfetto, perché l'ostensione di Sant'Ubaldo viene fatta ogni quanti anni, aspetta che vediamo se riesco a dirtelo. No, prima siamo passati dalla Vittorina. Vedi, la Vittorina è quella che ti ho fatto vedere prima, la Vittorina dove c'è quel bel cielo azzurro. La Vittorina è dell'VIII secolo e fu costruita e poi donata a San Francesco, e quindi è stata un luogo francescano fino, mi sembra, al 1240, c'erano proprio i frati. E la Vittorina è il luogo dove si dice che Francesco abbia incontrato il lupo. È presente il lupo di Gubbio? Sì, il famoso lupo di Gubbio che venne ammansito da San Francesco. Esatto, il lupo buonino. Nella vita di Francesco si dice che lui sia arrivato a Gubbio in un inverno molto freddo e sia stato ospitato da un amico che si chiamava Giacomello Spadalonga, che era un mercante di stoffe, perché anche il padre di Francesco era un mercante di stoffe. Sai che Francesco era il figlio viziatissimo di questo ricco mercante di stoffe che mercanteggiava stoffe con la Francia, tant'è che lo chiama Francesco, che non era un nome che all'epoca nel 200 si usava molto, Francesco. Certo. Ma questo mercante adesso non mi ricordo il cognome di Francesco da ragazzo, ma ve l'avevo detto all'inizio. Comunque Francesco andò da questo Giacomello Spadalonga e fece visita a Gubbio in quell'occasione e curava i lebbrosi, perché una delle cose che Francesco amava fare era curare i lebbrosi. E poi a Gubbio c'era il famoso lupo cattivo che terrorizzava tutti, e Francesco invece lo ammansisce, e c'è le rappresentazioni del lupo di Francesco, se le hai presenti, ce ne sono anche molte al Monumentale in bronzo. Al cimitero Monumentale c'è Francesco col suo saio francescano e c'è il lupo che gli mette la sua zampa in mano, che è quando il lupo si ammansisce, tira su la zampa, mi pare la destra, e la mette nelle mani di Francesco. Sì. E da quel momento in poi il lupo diventa buono e diventa amato da tutti i cittadini di Gubbio fino alla sua morte, che non so quando avvenì, ma insomma visse ancora a lungo, ma invece di terrorizzare i gubbiesi, i gubitani, come si chiamano i laboranti di Gubbio? Eugubini. Gli eugubini, e infatti entrano insieme in paese, e nei fioretti di San Francesco viene detta così la cosa: subitamente questa novità si seppe per tutta la città. Ogni gente, maschi e femmine, grandi e piccoli, giovani e vecchi, traggono alla piazza a vedere il lupo con Santo Francesco. Questi sono i fioretti, capitolo 21. E quindi ammansisce il lupo. Eugubino è anche l'aggettivo o la definizione che si dà della crescia. A Gubbio si mangia la crescia eugubina, che non è la piadina. Mi ricordo infatti io che ho detto, ma è una specie di piadina romagnola, perché ero stata in Romagna da poco. Certo. E la piadina, devo dire, è una cosa deliziosa, anzi mi viene voglia di andarmene a mangiare una subito. E cosa ti dico? Allora invece dico, ma la crescia eugubina è una specie di piadina, dico al barista a cui ordino la crescia, e quello mi guarda scandalizzato e mi dice, ma cosa sta dicendo? Intanto non c'è lo strutto nella crescia, e io non sapevo che nella piadina ci fosse. E poi è molto più soffice, è molto più spessa e soffice. Comunque la crescia eugubina, anche quella la farcisci con prosciutto, formaggio, quelle meraviglie lì, spinaci piccanti, lonza affettata, salsicette alla griglia, insomma è qualcosa di Diciamo interessante. che non ci facciamo mancare niente, vedo. Ma infatti io qui leggo nella mia mio diario che proprio ho preso lonza affettata fine con spinaci piccanti, accompagnati però dalla crescia eugubina, non li ho messi nella crescia, capito? Salsiccia alla griglia, lonza affettata, spinaci piccanti e come companati con la crescia eugubina.
La sera ci portano a vedere l'ostensione di Sant'Ubaldo, sulla vetta del Monte Ingino. T'ho detto che Gubbio è alle falde di un monte che si chiama Monte Ingino, e lì c'era questo mio amico con cui non mi ricordo come ero entrata in contatto, forse via Facebook, dicendo che sarei stata a Gubbio quel giorno, e questo qui che abitava a Gubbio e faceva, non mi ricordo se la guardia di finanza, era una guardia di finanza se non ricordo male, ci ha portati in macchina alla chiesa dedicata a Sant'Ubaldo, in cima al Monte Ingino, dove non saremmo mai riusciti ad arrivare a piedi. La cosa interessante è che l'hanno portato giù in una teca di cristallo, perché di solito Sant'Ubaldo sta in alto, in alto, in alto, tranne quando fanno l'ostensione, e l'ostensione avviene ogni 50 anni, ecco. Quindi io l'ho vista nel 2008, non la rivedrò mai più, ma anche questo mio amico mi ha detto non la rivedrò mai più neanch'io, perché ogni 50 anni, insomma, è impossibile che uno viva così tanto da vedere 2 ostensioni di Sant'Ubaldo. Sant'Ubaldo ne parla Dante nel 11° canto del Paradiso, perché c'è, allora, nel 11° canto del Paradiso c'è San Tommaso che racconta a Dante la storia di San Francesco. Si trova nel cielo del sole tra gli spiriti sapienti, San Tommaso, io questo non me lo ricordavo. Naturalmente il cammino ti fa anche ripassare la storia, ti fa ripassare la letteratura, è una cosa molto bella. Infatti siamo andati a rileggerci il canto 11° del Paradiso, dove appunto San Tommaso nel cielo del sole dei sapienti racconta a Dante la storia di Francesco, e comincia così: intratupino e l'acqua che discende del colle eletto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di retro le piange per grave giogo nocera con Gualdo. Ecco, per dirti Dante cosa non riusciva a scrivere di meraviglioso. E poi la finisce con: però chi desso loco fa parole, parlando di Assisi, chi desso loco fa parole non dica scesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole, perché ad Assisi nacque al mondo un sole. Quindi Dante dice: nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange, che non so cosa vuol dire, però chi desso loco fa parole non dica scesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio lo vuole, perché ad Oriente nacque San Francesco. Guarda, è meraviglioso, bisognerebbe Bellissimo. rileggersela tutta. E mi È sembra vero. che questo canto l'abbia messo in musica Branduardi. Può Sì. essere, sai. Infinitamente piccolo di Angelo Branduardi, no, più che altro l'ho scritto, quindi deve essere pure vero. E vabbè, e quindi poi quella sera lì c'è stata anche la corsa dei ceri. Tu sai che a Gubbio, quando la corsa dei ceri, Sì. cioè sono 3 grandi ceri enormi che pesano 300 kg l'uno, che sono su una specie di come si chiama? Di piattaforma di legno, portata a spalla da un numero che non mi ricordo imprecisato di eugubini, e sopra ci sono questi giganteschi ceri che rappresentano, sopra i quali ci sono delle statue di santi poi, e questi corrono come dei pazzi con questi giganteschi ceri sulla schiena, e naturalmente vince chi arriva primo. Ma non è una corsa normale, perché il peso che questi portano e questi ceri giganti che vedi oscillare per la strada è veramente una cosa che non ti dimentichi mai più. E quella sera c'era anche la corsa dei ceri, quindi perché forse era collegata all'ostensione di Sant'Ubaldo. E detto questo, cosa ti dico ancora? Vabbè, sì, no, che poi quando abbiamo finito con Sant'Ubaldo e la corsa dei ceri, questo mio amico che si chiamava Marco ci ha portato alla Fontana dei Matti, perché a Gubbio c'è una fontana in largo del Bargello che si chiama la Fontana dei Matti. Gubbio è detta la città dei matti. Tu devi fare 3 giri intorno alla Fontana dei Matti di Piazza del Bargello, e a quel punto
acquisisci il titolo di matto di Gubbio. Quindi io sono anche una matta di Gubbio, perché lo acquisisci e ce l'hai per sempre questo titolo. Per cui, avendo fatto 3 giri intorno alla Fontana dei Matti, io sono una matta di Gubbio, quindi non sono una matta di Milano. Meno male. E poi mi ha mandato anche il diploma. Io da qualche parte c'ho il diploma di matto di Gubbio, perché lui poi ha mandato Straordinario. la parola e mi ha fatto il diploma di matto di Gubbio e me l'ha spedito. Finita Gubbio, passata Gubbio, abbiamo passato la notte a Gubbio in un ostello, non era neanche un ostello, era una casa privata. Siamo poi partiti per Valfabbrica, e Valfabbrica è l'ultima tappa prima di Assisi, e sono 34 chilometri da Gubbio a Valfabbrica, quindi questo ti fa, perché la tappa normale che non ti fa una fatica eccessiva è la tappa di 25 chilometri, che è la tappa dell'esercito di Cesare. Facevano tappe di 25 chilometri, tranne che loro avevano armature, armi, tutta la roba per montare il castrum, no? L'esercito di Cesare, di Giulio Cesare, si spostava sui carri, avevano anche dei carri non so se trainati da muli o da cavalli, ma anche i soldati portavano vettoviglie, armi, vettovaglie, e portavano un sacco di peso, perché quando facevano tappa montavano il castrum, cioè montavano la tenda del comandante e le tende dei soldati, quindi se lo portavano dietro. Quindi 25 chilometri con un villaggio, con un castrum sulle spalle, non è proprio una passeggiata. Invece noi abbiamo lo zaino sulle spalle. Lo zaino, il mio pesava quasi 10 kg, perché già lo zaino da solo, credo di avertelo raccontato, siccome deve essere uno zaino tecnico, non puoi partire con un zaino molliccio da escursionista della domenica. Devi avere uno zaino tecnico, che vuol dire che deve avere le spalle imbottite, deve essere legato sia davanti che un pettorale, deve avere delle non sbarre, come si chiamano, delle liste di alluminio nella schiena, perché deve essere poi tutto imbottito, e quindi uno zaino professionale, peraltro il mio era anche un modello da donna, quindi probabilmente più leggero, ma uno zaino da cammino da, mi sembra, 40 litri o 60 litri, non mi ricordo quale avevo preso. L'avevo preso al negozio degli Scout che c'è a Milano, che è un bellissimo negozio in centro a Milano, e ce l'ho ancora questo zaino, mi sembra sia della Ferrino, non voglio fare pubblicità però, grigio chiaro e bordeaux, e pesa lui da solo 4 kg, perché appunto ha questi supporti di metallo ed è tutto imbottito, perché sennò poi c'è il coprizaino, poi c'ha tutte le borse laterali, non ce la fai andare con uno zaino che pesa molto meno. Quindi se aggiungi a 4 kg di zaino i vestiti, le medicine che ti porti dietro, tese quelle che non puoi farne a meno, perché poi se invece hai bisogno di un'aspirina la trovi per strada, ma metti che hai come ho io, le pillole per la pressione, piuttosto che, mi ricordo cosa, il telefonino, il caricabatterie, la macchina fotografica, le bottigliette d'acqua che devi sempre avere, perché se ti metti in cammino senza acqua sei un pazzo, e in certi tratti, quando sai che hai davanti 31 km senza sosta e ti devi portare una bottiglia da 1,5 litri d'acqua, non ti puoi portare una bottiglietta. Poi devi avere, non so, delle noci, ecco, le noci e le mandorle sono fondamentali sul cammino. Un'altra cosa che si mangia sul cammino, ma non d'estate, perché si scioglie, ma è la cioccolata. Cioccolata, noci e mandorle ti danno energia. E quindi lo zaino è molto pesante. Poi adesso, sai, forse te l'ho già raccontato, sui cammini, non so su quello di Assisi, non credo, perché è tutto un su e giù delle montagne, ma sul cammino di Santiago hanno inventato, e c'era già quando io facevo l'ospedaliera, il taxi o un mezzo, un veicolo che porta gli zaini dei pellegrini a destinazione. Quindi il pellegrino cammina con uno zainetto fesso con dentro il panino e l'acqua
per il viaggio, ma tutto il resto, tutto il peso che ti ho appena descritto lo manda a destinazione. Infatti quando io facevo l'ospitaliera a Bersianos, al mattino mi strombazzava una simpatica signora con una macchina e mi scaricava gli zaini dei pellegrini che poi sarebbero arrivati alla sera. Io non l'ho mai voluto mandare lo zaino quando camminavo. Uno, perché mi sembrava che fosse una sciocchezza, cioè fai il pellegrino e fai il pellegrino, non è che fai il turista. Ma al di là di questo, niente di male a farlo, magari se hai mal di schiena o hai male alle ginocchia, è più che legittimo mandare lo zaino. Però io non l'ho mai fatto. Però è una cosa, è ovviamente un servizio a pagamento e moltissima gente fa il cammino mandando lo zaino da una... Il problema qual è? Che se per caso decidi, sul cammino di Assisi questo non può succedere perché non ci sono tappe intermedie, ma sugli altri cammini, a Santiago per esempio, se decidi di fermarti in un posto diverso perché sei arrivato stanco, oppure perché incontri degli amici o perché decidi di fermarti in un posto diverso da quello dove hai mandato lo zaino, a quel punto ti manca lo spazzolino, ti manca le cose per dormire, ti manca il diario, ti manca tutto quello che hai mandato a destinazione. Quindi io trovo che non sia il caso di spedire lo zaino, però insomma molti lo fanno e contenti loro. E allora da Gubbio a Valfabbrica e poi Valfabbrica a Assisi, quindi stiamo arrivando alla fine del viaggio. Quanto sì. ci manca? Ci manca praticamente il 4 agosto, la prossima puntata, il 3 agosto. No, adesso ci mancano 7 minuti. 7 minuti. Allora, possiamo dire che la tappa da Gubbio a Valfabbrica è molto lunga, e però è interrotta da un posto bellissimo che non ti ho mandato le foto, te le manderò la prossima volta, che si chiama l'Eremo di San Pietro in Vigneto. È un eremo che adesso hanno riaperto, ai miei tempi era chiuso, quindi si poteva vedere l'esterno, vedrai la settimana prossima. Sull'esterno, sulle mura esterne erano dipinti delle icone neobizantine a fondo dorato che rappresentavano appunto San Pietro in Vigneto, e all'interno di questo cancello si vedeva un giardino e poi si sapeva che c'era l'eremo. Ma adesso è stato riaperto, quindi ti puoi fermare lì. Ai miei tempi era chiuso, infatti venne una suora al cancello a dirci che non si poteva entrare, e si diceva, non so se fosse vero, che fosse perché era stato mandato lì in castigo un prete un po' birichino che ne aveva combinata qualcuna di grossa, che ti lascio immaginare. Sulla questa specie di dipinto a fondo oro che c'è sulla parete esterna, da una parte c'è San Pietro e dall'altra c'è un cartiglio con scritto Vita all'eremo, ed è così concepita: 4:30 sveglia, 5 mattutino, 6:30 Santa Messa, 8 meditazione, 9 lavoro, 12 Angelus, 13, 14, 12:30 pranzo, scusa, 14 lavoro, 18 vespro, 19 cena, 20:30 compieta, 21:30 riposo, messa domenicale ore 16. Questo è tutto questo cartiglione, e vicino c'è rappresentato, aspetta, cosa c'è rappresentato? Fammi vedere che ho qui la foto. C'è rappresentato San Pietro nel Vigneto, e io la storia di San Pietro nel Vigneto non me la ricordo. Tu te la ricordi? Nemmeno io. Allora, aspetta, che forse ce l'ho. No, non l'ho scritto, non l'ho scritto. Niente, poi dopo Valfabbrica abbiamo trovato una diga, abbiamo dovuto fare un pezzo sul cemento in mezzo ai camion addirittura, anche questa foto te la manderò, e poi siamo arrivati a Valfabbrica. A Valfabbrica allora, l'eremo, scusami, dal sito francescogubbio.it. Il monastero benedettino di San Pietro in Vigneto, l'abbazia situata lungo la via municipale che nel XIII secolo collega Assisi a Gubbio, appariva più una fortificazione che un edificio religioso. Costruita dai benedettini con materiali recuperati dalle rovine di un tempio pagano dedicato a Marte Ciprio,
Era un rifugio perfetto per i pellegrini che, stremati dal cammino e dalla fame, la scorgevano da fondovalle e vi trovavano l'accoglienza dei religiosi di Monte Labate. La chiesina, che all'interno conserva affreschi del XV secolo, si confonde totalmente con le altre strutture del complesso restaurato negli anni 90. Per oltre 2 secoli l'enorme struttura venne abitata da un solo monaco fino all'annessione alla mensa capitolare dei canonici di Gubbio, avvenuto nel 1463. Qualche anno fa l'eremo è stato recuperato e rilanciato dall'eremita padre Basilio Martin, che ha offerto a lungo la sua assistenza spirituale ai pellegrini in sosta di preghiera. Oggi il luogo accoglie viandanti e pellegrini grazie al servizio offerto dai volontari della Confraternita di San Jacopo di Compostela. Per avere informazioni e concordare l'accoglienza si può contattare il numero telefonico 334 94 50 501. Lo ripetiamo, 334 94 50 501. Abbiamo 3 minuti. Quando siamo passati noi, quel prete o frate non era affatto amichevole, ci hanno cacciato via e ci hanno detto che lui era lì in castigo, ma questo io non l'ho mai potuto appurare. Poi l'ha riaperta la Confraternita di San Jacopo di Compostela. La confraternita è la confraternita italiana con sede a Perugia, che è stata fondata da Pietro Caucci von Sauken, da un aristocratico perugino, il cui figlio si chiama Jacopo. Loro hanno anche sul Cammino di Santiago l'ostello di San Nicolas de Puentefitero, che è uno delle soste più belle del cammino. Ne ho parlato quando abbiamo parlato del Cammino di Santiago, adesso non sto a riparlarne perché non abbiamo tempo. I Caucci von Sauken padre è stato il primo italiano a occuparsi seriamente del Cammino di Santiago e a scriverci dei libri che sono ancora in pubblicazione, e ad aprire questo ostello a Perugia, a San Nicolas, un ostello a Roma, dove quando arrivi con la via Francigena, io però non sono stata lì, io ero andata dalle suore vietnamite a Roma, che erano cattivissime, peraltro, carissime e cattivissime. Però Caucci von Sauken, la confraternita di Perugia, c'ha San Nicolas de Puentefitero sul cammino, posto meraviglioso, un ostello a Roma e l'ostello di San Pietro in Vigneto. Perché tutti i paesi europei hanno una confraternita che ha una sede a Santiago. Ci sono gli austriaci, ci sono i francesi, ci sono gli inglesi, la confraternita di St. James, quella inglese dove ti offrono il tè alle 5. Insomma, e la confraternita di Perugia è veramente una grandissima istituzione. E quindi niente, quindi San Pietro in Vigneto adesso, come ti dicevo, è stato riaperto da qualche anno, ma quando sono passata io era ancora chiusa e quindi mi sono limitata a vedere questi 2 bellissimi dipinti, La vita dell'eremo e San Pietro nel Vigneto. E direi che abbiamo finito. La settimana prossima, il 4 agosto, il 3 agosto. Arriviamo il 3 agosto, io però il 3 agosto poi ne parliamo perché sta per scadere il tempo. Poi ne parliamo, perché io ne sono a Milano, però possiamo farlo via telefono, come al solito. Grazie. Arriviamo a Assisi bene per l'estate, abbiamo fatto il viaggio alla perfezione. Ottimo, un abbraccio. Un abbraccio a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ik zat de Pinkpop, Lowlands, puk op zwarte cross, geen top, totaal los, hip-hop. Ik zat de Pinkpop, Lowlands, puk op zwarte cross, geen top, totaal los, hip-hop. Afgelopen jaar met kerst was ik in Milaan. Ik kocht wat Prada schoenen, want die vond ik mij goed staan. Maar net als met mijn schoenen zeg ik, trek het je niet aan. De Jack and Jones is kut, dat is geen kwestie meer van smaak. En voor wie het vraagt, ik ben niet anders schikbaar.
Nee, ik heb geen winkel, maar ben zeker van mijn zaak. Lopend over straat en oude mensen die zijn kwaad. Jullie zijn te traag, ik voel mij net als Van der Vaart. Ik stond op Pinkpop, Lowlands, Pukkelpop, Zwarte Cross, geen top, total los, hip-hop. Ik stond op Pinkpop, Lowlands, Pukkelpop, Zwarte Cross, geen top, total los, hip-hop. Op de basisschool sloegen ze mij soms in elkaar. Toen ging ik me huilend op de fiets naar middelbaar. Ik droeg elke dag aan met zijn ik had best lang haar. Mijn juf die vond het kut en toen pakte ik maar een schaar. Ik zat ooit op voetbal en ik pakte rode kaart. Ik kom in je leven en ik knip je rode draad. Ja, ik heb een mattie en hij komt uit Roosendaal. Soms voel ik met Tesla of soms op Alastra. Ja, ik kan niet vallen, het zit in mijn DNA. Dit meisje is best lekker, ja, ik noem haar hopjes vla. Ik shop nog steeds wel eens bij de CNA. Maar ik kan niet vallen, het zit in mijn DNA. Ik stond op Pinkpop, Lowlands, Pukkelpop, Zwarte Cross, geen top, total los, hip-hop. Ik stond op Pinkpop, Lowlands, Pukkelpop, Zwarte Cross, geen top, total los, hip-hop. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.